senza Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda la belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. A te che stai seduto sul monte dei consigli, che affondi porcellana nel pane dei miei figli, tu comandante astuto che cambi sempre volto, sarò felice solo quando sarai morto. A te che nel tuo fiore per tutti aprivi un bar, volando su e giù, colomba di San Marco, nel fango della gente ti ho visto annegare, in mano agitavi la fotocopia del suo cuore, del suo cuore. Ed è legittima difesa, è legittima difesa, ora la mia bocca è di nuovo accesa. È legittima difesa, è legittima difesa, torno forte come una bestemmia in chiesa. E voi esseri umani mi avete fatto male, sparandomi parole con il silenziatore, mi avete offerto il fuoco quando avevo sete, vi ho prenotato un volo che porta a quel paese, a quel paese. Ed è legittima difesa, è legittima difesa, ora la mia bocca è di nuovo accesa. È legittima difesa, è legittima difesa, torno forte come una bestemmia in chiesa. È legittima difesa, legittima difesa. Di cui ci occupiamo oggi sono due vicende importanti che hanno segnato i destini del nostro paese, una di queste in modo ormai irreversibile e un'altra che nel corso degli ultimi giorni segnerà sicuramente quella che è l'evoluzione della materia del diritto di difesa, della legittima difesa nel nostro paese, proprio perché partiamo da due vicende di sangue, vicende che hanno riguardato la morte di più persone, per poi andare a finire a quelle che sono le valutazioni che la politica e la società civile ha il dovere di svolgere, ha il dovere di fare in ordine a quella che è la direzione che il nostro paese deve assumere anche sotto il punto di vista politico e normativo. La prima di queste vicende riguarda Mario Roggero. Sì, perché non stiamo parlando semplicemente di un piccolo paesino in quel del Cunese, non stiamo parlando soltanto della vicenda di un gioielliere, ma quante sono le gioiellerie in Italia? Sono poche, non sono tantissime, no, stiamo parlando di una vicenda che è dietro l'angolo e può riguardare
la famiglia di ognuno di noi. Perché qui non è in discussione semplicemente quello che è il profilo relativo all'esercizio del diritto di difesa, anzi, quella che giuridicamente viene definita la scriminante della legittima difesa, perché c'è una norma del nostro codice penale che permette, laddove la reazione sia attuale, sia immediata, sia proporzionata rispetto all'azione, di difendersi allo stesso modo. E allora perché finisce Mario Roggero dietro le sbarre? Perché questo padre di famiglia vessato, vituperato, questo lavoratore alla fine rischia di pagare con una sentenza di condanna a 14 anni, 9 mesi, quella che è la difesa della propria proprietà e quella che è la difesa della propria famiglia. Ora, è bene fare un po' di chiarezza in ordine a quello che è il profilo che viene portato avanti spesso dai giuristi. I giuristi non sono una categoria astratta del nostro paese, ma formano quello che si suole definire il diritto vivente, insieme naturalmente ai giudici, insieme a tutto il sistema e il nostro impianto normativo, quindi una distinzione che vi è tra quello che viene definito di iure condido e quello che viene poi nominato e definito de iure condendo. E allora, de iure condido quindi significa interpretare quello che il nostro ordinamento attualmente prevede. Bene, il diritto a difendersi, quindi la legittima difesa, ha dei parametri assolutamente restrittivi. Qualche anno fa c'è stata una riforma che è stata portata avanti grazie al centrodestra che riguarda il diritto di difesa all'interno della propria abitazione, ma è una riforma che, proprio perché è attaccata da parte della sinistra, la possiamo definire tutto sommato da ampliare. La timidezza con la quale si è cercato di portare avanti quella riforma risente naturalmente delle critiche che sono venute fuori, soprattutto da parte della sinistra del paese, per dire: ah, ma che cosa vogliamo fare? Vogliamo garantire addirittura ai cittadini la possibilità di autodifendersi? Beh, insomma, estrema ratio. Se non è possibile avere un agente di polizia all'interno di ogni singola strada, perché ci rendiamo conto di quelli che sono i costi che poi vanno a gravare su quella che è la collettività, non vediamo però per quale motivo non possa essere garantita la difesa da parte di chi subisce un attentato alla propria vita, un attentato al proprio patrimonio, direttamente utilizzando quello che è lo stesso tipo di metro, quello che è lo stesso tipo di arma, e non soltanto in senso metaforico. Ebbene, quindi dicevamo de iure condito, quindi quello che il diritto oggi prevede è questo, una restrizione particolare di quelli che sono i canoni e i parametri per la legittima difesa. E de iure condendo, ossia, ma vediamo che cosa può prevedere il diritto in futuro, bene, questo aspetto è assolutamente da rivedere dopo la vicenda che ha riguardato Mario Roggero. Perché? Se la volessimo dire tutta, sì, è vero che Mario Roggero è uscito dal proprio esercizio commerciale, ha rincorso quelli che erano, spiace perché la memoria, la pietà dei defunti deve essere sempre onorata, ma comunque erano dei furfanti, erano dei soggetti che si erano legati da lui, armati, e che avrebbero potuto commettere anche il massimo dei reati, ossia l'omicidio, l'assassinio. Poi si può dire: ah, ma l'arma a giocattolo in realtà non era stato accertato che fosse tale, eccetera, ma comunque hanno mostrato, hanno tirato fuori l'arma. Ebbene, che cosa avviene? Mario Roggero li raggiunge all'esterno del proprio esercizio commerciale, questo è evidente perché le telecamere e le videoregistrazioni a circuito chiuso ce lo dicono, e fa fuoco nei confronti di 2 dei 3 assalitori. Ora, se secondo il nostro diritto attuale abbiamo che fiumi di giurisprudenza ci dicono che in realtà era cessata o poteva ritenersi cessata l'azione criminosa, ma andiamo a vedere però se psicologicamente e socialmente tutto questo è ammissibile o meno. In realtà, e ci rivolgiamo soprattutto a questi pseudo
giureconsulti da strapazzo della sinistra che in queste ore ci dicono no, ma in realtà siamo abbondantemente e totalmente fuori da quello che è il nostro sistema, beh, allora andrebbe ricordata quella che è una sentenza del 2005 a sezioni unite della nostra Corte di Cassazione, non di una Corte di Cassazione islamica o di una Corte di Cassazione del Congo belga, no, la nostra Corte di Cassazione a sezioni unite, quindi significa il massimo organo di espressione collegiale che poi fa giurisprudenza, che poi fa indirizzo, che poi di fatto condiziona quella che è l'evoluzione anche del sistema normativo del paese, già nel 2005 aveva introdotto quello che è il principio della verifica dello stato di neuropatia o di psicopatia dell'imputato al momento in cui ha agito. In altri termini, già nel 2005, quindi stiamo parlando di oltre 20 anni fa, la Corte di Cassazione si era posta il dubbio, il problema relativo al fatto che il soggetto agente, quindi anche l'imputato, potesse essere a sua volta un soggetto vulnerabile. E come di recente abbiamo letto all'interno di alcune tesi universitarie attualmente in pubblicazione o comunque in fase avanzata, da parte di studenti, da parte di laureati e laureandi, ebbene, quel tipo di principio è un principio che non riguarda semplicemente o in modo riduttivo il moto d'impeto o il moto d'ira, no, riguarda l'analisi, la verifica sotto il punto di vista anche scientifico e nosografico di quella che è una patologia che, se non visibile all'esterno, come una ferita che gronda sangue, è una patologia che invece è più che visibile dall'interno. Il moto dell'anima, che è stato compromesso nella capacità completa di intendere e di volere a seguito di vessazioni continue, è un moto dell'anima che in realtà va a incidere sulla perfetta percezione dell'agire. È un po' come se noi dovessimo dire quella ferita non gronda sangue all'esterno, ma gronda sangue all'interno, perché aver ricevuto 2 o 3 rapine o tentativi di rapine nel corso dei mesi precedenti, aver visto la propria famiglia la mattina stessa in cui è avvenuto il fatto minacciata con delle pistole al volto, e stiamo parlando sia della figlia che della moglie, tutto questo può o non può provocare quella che è un'alterazione della corretta percezione della capacità di agire e soprattutto la capacità di intendere e di volere al momento del fatto. Ecco, noi riteniamo che già la giurisprudenza del 2005 avesse tracciato queste linee guida che poi una legislazione troppo timida non ha avuto il coraggio di andare a coltivare. Oggi abbiamo il dovere, soprattutto i legislatori hanno il dovere, grazie a quelle che sono le indicazioni del centrodestra, di coltivare questo aspetto, perché all'interno del processo esiste sì la parte offesa, che è il soggetto sotto il punto di vista dell'immaginario collettivo, la parte fisiologicamente vulnerabile, ma esiste anche un'altra parte vulnerabile del processo che è lo stesso imputato. Ecco, pensiamo a tutta la materia che riguarda i minori. La nostra legislazione nella fascia dei minori, e quindi nella fascia che attiene al profilo della verifica della imputabilità tra i 14 e i 18 anni, impone al magistrato giudicante di verificare il grado di maturità a che punto sia per infliggere una pena od un'altra, per infliggere un trattamento od un altro, perché in quel momento dobbiamo capire se la maturità è completa. Ora, la maturità anche di una persona che ha 72 anni può benissimo essere compromessa dal vissuto recente, dal vissuto psicopatologico, e che però non è venuto fuori da un profilo genetico o cromosomico, da un vissuto psicopatologico che è stato causato da altri soggetti che, guarda caso, avevano attentato al patrimonio dell'interessato, avevano attentato in qualche modo anche all'incolumità psicofisica di Mario Roggero e della sua famiglia. Ecco perché il vice premier Salvini, la Lega e altri ambienti del centrodestra stanno perorando in questo momento la concessione della grazia,
e mai come in questo caso la sinistra è disarmata sotto il punto di vista intellettuale, sotto il punto di vista anche logico e giuridico, perché la sinistra sta cercando di inculcare nella mente delle persone il fatto, ma perché bisogna tirare il capo dello Stato per la giacchetta? Il capo dello Stato, se vuole, lo fa o non lo fa, quello che è il profilo della concessione della grazia, e quasi la sinistra sta tifando perché il capo dello Stato si volti dall'altra parte dopo aver concesso la grazia sulla vicenda Minetti e sulla vicenda del calciatore libico che ha preso una condanna superiore a 20 anni per essere stato accusato di essere uno dei soggetti che trattavano gli schiavi, quindi stiamo parlando di coloro che attraversano il mare da una parte all'altra del Mediterraneo, con sentenza anche in quel caso passata in giudicato, perché il capo dello Stato ha ritenuto di intervenire dicendo ma forse c'è stato qualche cosa che non ha funzionato a dovere all'interno della sentenza, all'interno degli accertamenti in fatto. Mario Roggero non è che può essere doppiamente o terzamente sfortunato, non è che si può dire ma dato che ci sono state 2 grazie recenti e adesso come facciamo a mettere tutte queste cose sullo stesso piano? Esattamente questo noi vogliamo dire, esattamente questo vogliamo ribadire, che la vicenda di Mario Roggero è una vicenda che può riguardare un quisco de popolo, una delle tante persone che popolano le nostre comunità e vivono all'interno del nostro paese. E ecco perché la sinistra non può parlare di quarto grado di giudizio, perché siamo davanti ad un provvedimento di clemenza che è stato introdotto nel 1948 dai padri costituenti all'interno del nostro paese, proprio laddove non si ha a che fare con quello che è il profilo relativo all'esame del provvedimento di giurisdizione. Quando è che funziona la grazia? La grazia entra in gioco esattamente quando gli strumenti giudiziari ordinari o straordinari sono già stati tutti esperiti, quando non c'è altra possibilità di intervenire se non attraverso un ripristino di quella che è la giustizia sostanziale, la giustizia reale rispetto alla giustizia normativa, quella della giurisdizione, tanto per essere chiari. E allora questa vicenda è una vicenda molto importante, fondamentale, anche per tirare su una sorta di vero e proprio muro di Berlino tra il modo di concepire la sicurezza e soprattutto il modo di concepire la società civile da parte del centrodestra e della Lega in primis, e il modo in cui invece in via assolutamente riduttiva la sinistra continua a non parlare, a non affrontare il problema della sicurezza. E questa non è l'idea della belva civile, questa è l'idea, pensate un po' questa mattina sulle colonne di un noto quotidiano di sinistra, anche di Concita De Gregorio. Concita De Gregorio, che tutto può essere definita tranne che una tesserata del centrodestra, anzi è un alfiere di quella che per tanti anni è stata definita l'intelligenza o addirittura l'avanguardismo della sinistra. E Concita De Gregorio stamattina in un corsivo su un quotidiano che non va naturalmente citato per non fare pubblicità gratuita, dice una cosa ben chiara: la sinistra si svegli sotto il punto di vista della sicurezza e dica, se non vuole perdere le elezioni, che probabilmente ha già perso, che cosa intende fare con chiarezza. La commedia degli equivoci sulla sicurezza non solo non funziona più, ma ormai è un boomerang per coloro che continuano a voltarsi dall'altra parte, come gli alfieri della sinistra, o coloro che addirittura intendono mettere la testa sottoterra. Il secondo argomento, che può far pandanna anche col primo per certi aspetti, è quello della commemorazione di Paolo Borsellino e la sua scorta. Ieri infatti ancora una volta si è compiuto il rinnovo di quello che è il ricordo di quella famoso 19 di luglio di alcuni anni fa, in cui a Palermo venne compiuto quello che noi riteniamo essere non semplicemente un reato di strage, ma un reato di attentato alla libertà del pensiero. Un reato di attentato alla libertà del pensiero che in queste ore però si rinnova perché alcuni dei familiari di Paolo Borsellino
continuano a fare politica su questa vicenda, continuano a cercare di tirare la memoria e possiamo dire il legno sacro in cui Paolo Borsellino riposa da una parte politica anziché dall'altra. Alcuni familiari, infatti, in modo assolutamente inapprensibile, inappuntabile sotto il punto di vista etico, sono stati vicini al governo e soprattutto hanno accolto quella che è la solidarietà del governo nel ribadire che Paolo Borsellino appartiene alla storia intera del nostro paese, un po' come la questione dell'Italia liberata. L'Italia liberata appartiene a tutto il paese, non appartiene solo ad una parte politica e non appartiene soltanto a coloro che ancora oggi vestono le giubbe rosse. E così sulla memoria di Paolo Borsellino qualcuno dovrebbe perlomeno astenersi da qualche commento, e ci riferiamo senza mezzi termini a Scarpinato. Sappiamo che cosa è stato dichiarato anche sui parenti prossimi congiunti di Paolo Borsellino, ma soprattutto Scarpinato deve chiarire un particolare molto importante. Sì, questo particolare lo può chiarire soltanto in commissione antimafia, rinunciando ad essere componente della missione antimafia, che ha chiesto di ascoltarlo su un particolare molto molto importante. Il 13 di giugno, infatti, 6 giorni prima, non 60 giorni prima o 60 mesi prima dell'attentato a Paolo Borsellino, Scarpinato chiese l'archiviazione come pubblico ministero del fascicolo che riguardava Mafia Appalti su Palermo all'indomani dell'assassinio di Falcone. Quindi tra queste due vicende, tra l'assassinio e la strage della scorta di Falcone e l'assassinio e la strage della scorta di Paolo Borsellino, c'è questo evento particolare, il 13 di giugno, che fa da spartiacque. E giustamente il presidente della commissione antimafia, Chiara Colosimo, ha chiesto l'audizione a questo punto di Scarpinato, che si rifugia, pensate un po', dietro una sorta di paradia, dicendo no, ma io sono membro, sono parte della commissione antimafia, come faccio ad essere ascoltato? Bene, dato che la verità nel nostro paese deve sempre trionfare e soprattutto la verità deve avere un canale preferenziale privilegiato rispetto alle cariche di ognuno di noi, rispetto alle cariche istituzionali, rispetto a tutto quello che può riguardare il dubbio, lui ha il dovere di farsi ascoltare se vuole fare chiarezza. Se invece vuole rifugiarsi dietro un fuscello che non riesce neppure a fare ombra in questo periodo canicolare, bene, abbia perlomeno la decenza di non occuparsi di certe materie e di tacere. Il vecchio giureconsulto romano Gaio su casi del genere infatti diceva sempre nisi caste saltem caute. Se non vuoi essere proprio o se non puoi essere proprio casto, sii almeno cauto. Buona settimana a tutti. Avete ascoltato La belva civile.